Il cordoglio dell'intera comunità di Noventa Vicentina per la morte del 33enne Riccardo Pulvini, trovato venerdì senza vita a Londra nel suo appartamento, città dove viveva e lavorava da tempo, trasferitosi dopo aver frequentato l'istituto alberghiero a Montagnana nel Padovano per poi abbracciare la sua realizzazione creativa e professionale. Comunità in lutto in attesa che l'esito dell'autopsia sul corpo faccia chiarezza sulle cause del decesso. Pulvini si occupava soprattutto dell'allestimento delle vetrine dei magazzini del lusso. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia il primo cittadino Mattia Veronese. La notizia della morte di Riccardo Pulvini, questo giovane ragazzo di Noventa Vicentina, ha fortemente scosso la nostra comunità e a nome dell'amministrazione comunale desidero esprimere condoglianze alla famiglia, in modo particolare ai genitori e a tutti quanti i parenti e le persone che lo conoscono. La famiglia Pulvini a Noventa è molto conosciuta in quanto, oltre all'attività commerciale importante, è dedita all'attività della solidarietà, in modo particolare Beppino Pulvini, il papà del ragazzo, è il nostro capogruppo degli Alpini, impegnato anche in protezione civile, e quindi la famiglia è molto conosciuta in paese. Noi siamo veramente scossi, fortemente addolorati per quanto è successo, e attendiamo ovviamente notizie da Londra affinché vengano eseguite al più presto le esequie qui in paese. E sono tante le testimonianze di vicinanza alla famiglia, molto conosciuta anche per l'impegno nel sociale e per l'appartenenza del papà al gruppo degli Alpini Masotto, di cui è capogruppo. E noi siamo vicini a Beppino e lui sa che siamo a sua disposizione, gli Alpini sono una famiglia e quindi è come avessimo perso tutti il nostro figlio.